Allora, salutiamo gli amici che ne ascolta de Fogolar Civic e de Fogolar Politica Europa Quileiensis e torniamo sull'argomento della democrazia e della partecipazione in questa nostra cara città de Udine, cara, insomma, diciamo de sì, insomma, speriamo de sì. Sull'argomento della partecipazione, perché qua c'è il comune che viene avanti con queste proposte, convinto di andare avanti con proposte che insomma le par che le sia fuori veramente della grazia di Dio, insomma, se dopremo le parole come che se gade doprare la partecipazione popolare, no? Ecco, perché qua il comune di Udine che aveva chiamato i cittadini al Palamostre qualche mese fa, insomma in novembre, il 7 novembre, che ha chiamato i cittadini, che ha detto che aveva da presentare cosa che l'intendeva, le proposte che aveva per rifare sti consigli del quartiere, no? A modo suo, e per fare sti consigli del quartiere in maniera gadito partecipativa, ecco, e il ha proposto le sue, e tra le sue leggera diverse proposte che il ha fatto, diverse proposte dove che in pratica le associazioni, diciamo, le zapperia in man, almeno sull'inizio, le zapperia in man il controllo in pratica della democrazia e della rappresentanza dei quartieri. Sta roba qua non ne piace. Infatti diversi cittadini, anche gente di associazioni, gente che la c'è dentro, insomma, nella vita dell'associazionismo, insomma la sega in puntà, la c'è saltata su a dire, insomma, che sta roba non la c'è bella, non la c'è la partecipazione, niente da fare, comunque avanti. No? Allora adesso sta roba qua la viene, sta proposta del comune la viene avanti, e adesso la commissione statuto che la se riunisse mercoledì il 24 di gennaio, e dopo lunedì la votazione in consiglio, la votazione finale su sta riforma che ha intenzione di fare. Allora mi dico una roba, no? Prima roba, proviamo a tornare indietro, insomma, quando che si andava a scuola, chi che ha fatto, appunto, che abbiamo fatto in tanti, insomma, le superiori, chi che ha fatto anche l'università, magari di quel settore, ecco, quando che si ha studiato diritto, no? Quando che si ha nega capitare nella vita di studiare diritto, allora diciamo diritto pubblico, gli argomenti allora della costituzionale e gli argomenti della politica, no? E allora la democrazia è il sistema della democrazia. Cosa è la democrazia e che tipi di democrazia che avevamo? Allora, quando che si andava a scuola, che si studiava queste robe qua, ne diceva che roba? Ne diceva che allora che due forme di democrazia, la democrazia partecipativa e la democrazia rappresentativa. E allora quella rappresentativa la sarebbe quando che i cittadini i delega altri a decidere per loro, no? Sugli argomenti appunto dell'amministrazione, del governo, eccetera. La democrazia partecipativa invece la sarebbe quando che i cittadini noi delega altri, ma i va loro a decidere, i va loro a proporre, e i va loro a votare, i va loro a decidere cosa che si deve fare, no? Ecco, quella la democrazia partecipativa, che la chiama anche democrazia diretta. Allora, quando che si parla e quando che si fa delle proposte, insomma, cerchiamo di adoprare i termini giusti. Il comune di Udine sarà paron di presentare, il comune di Toni sarà paron di presentare tutte le proposte che vuol, ma che le chiami come che le è. Allora, se parliamo che per entrare, formare la rappresentanza dei quartieri, se deve passare per le associazioni, è chiaro che quel non è democrazia partecipativa, non è neanche, diciamo anche che non è neanche democrazia, perché le associazioni è una roba privata,
no? È una roba privata. Stessa roba, tiremmo dentro parrocchie, anche le parrocchie, se confrontiamo con le istituzioni pubbliche di una repubblica, anche le parrocchie, lese delle istituzioni, ma lese delle istituzioni che non le sei associazioni, ma le sei delle istituzioni che non le c'entra col sistema della democrazia nello Stato o nel comune, come che se vuole, no? Cioè le parrocchie non devono mica votare il parroco, noi altri, no? Devono votare i sindaci, devono votare i consiglieri, non devono votare i parroci, no? Ecco, bon. Allora, venendo al tema, allora, a noi del Fogolar Civic ne par veramente una roba vergognosa, che se gabi insogna di riformare i quartieri in ste condizioni, perché già Fontanini aveva fatto le sue, no? Perché aveva i consigli del quartiere nominati dal sindaco. Oh, perfetto, beh no, sì, però leggera le associazioni, anche lì che aveva cercato, no? Ecco, le associazioni che le candidava, dopo uno poteva candidarsi, insomma, tutta una roba che non la zera la semplicità di dire, ma che rappresentanza, che roba, facemmo delle assemblee popolari periodiche, no? Ogni tanto, quando che ne domanda, quando che viene fuori l'argomento o quando che se vuole delle date specifiche, ciamemo delle assemblee popolari, tutti i cittadini che vuol partecipare, che i partecipi, volemmo fare a numero chiuso perché non avevamo a posto da mettere la gente, facemmo a numero chiuso, e se prenota, volemmo doprare internet, dopremo anche internet, ecco, allora, tutti quei che vogliono partecipare in qualche modo, che possi partecipare, no? Che possi esprimere, che possi proporre, che possi votare. Dopodiché, quel che salta fuori, se capisse che non è obbligatorio dopo per il sindaco, per la giunta, per il consiglio di adottare quel che la dice un'assemblea popolare, almeno adesso col sistema politico che abbiamo adesso, no? Ecco, però il resto, dunque non la c'è un comando, un ordine legale che dice no, insomma, il comune ha di fare quel che dice l'assemblea popolare del borgo, del quartiere, tal dei tali. Ecco, questo non c'è, però la diventa una espressione politica bella, interessante, che dà un po' di animo anche a sti cittadini che, insomma, i ga capio che non conta niente, i ga capio che i vegni quei altri, se ugual, no? Ecco, allora sti cittadini che i possi, che i gabi la soddisfazione di poter fare le loro proposte, di poterle votare e di dire, guarda, noi gruppo, noi comunità, ecco la comunità, no? Noi comunità, noi cittadinanza che avevamo proposto e che avevamo votato e siamo d'accordo su sta roba qua del proporre. Dopo se il comune vuol fare, il fa, se non vuol fare, non fa. Se non vuol fare, la gente che la va a votare dopo la deciderà se è caso di votare quei che noi abbiamo fatto o se è caso di votare altri che era invece magari a sostegno. Quelle sono le questioni della politica che le è giusto che le sia considerate dai cittadini, no? Ecco, ma cosa che costava a De Toni dire facemo le assemblee popolari, ve le nomino i consiglieri che no? E ti te va in quel quartiere, che ti altro te va nell'altro quartiere, te dago in man che te convochi, te fasi, te organizzi l'assemblea popolare, la gente la viene fuori, la propone, la vota e dopo te me porti cosa che gli ha proposto e cosa che gli ha votato. Tanto problema? Dove c'è il problema? Lo facciamo pur noi altri con la Rengo Udinese.
al Rengo Udinese, che era una roba avvezza, una roba della storia medievale ancora, no? C'era la roba del 300, c'era la roba del Medioevo, lo ga disfa per cavarghe i diritti al popolo nel 500, lo avevamo tornato a Samar, oggi, dal 2015, lo avevamo tornato a Samar come cittadini per poter avere un'espressione, una considerazione appunto come cittadini. Si domanda cosa? Si domanda questo. Allora qua c'è anche un po' da pensare male, no? C'è anche un po' da pensare male. Nel senso, ma perché se ga proprio messi in testardio che ga mettere le associazioni in mezzo, zero qualcosa con le associazioni. Allora dico subito, sono un promotore di associazioni, però momento, so anche che tante associazioni, certo non le mie, perché noi altri finanziamenti in genere non li domandiamo, tante associazioni, la gran parte, le va avanti domandando finanziamenti, anzi magari le esiste solo per domandare finanziamenti, no? E allora se è una roba, insomma non siamo nati ieri, no? Non siamo nati ieri. Allora è chiaro che se il comune mi dà il finanziamento, se il politico mi dà il finanziamento, mi sono legato in qualche modo a lui. Allora insomma ste robe qua dopo i guinzagli, i bavagli, no? Allora cosa te dà in mano alle associazioni che dopo te dà anche i schei alle associazioni? È chiaro che dopo le associazioni le fa quel che te dici ti. Che democrazia zela quella lì, che garanzia zela quella lì, insomma non siamo nati ieri. Insomma, che avevamo scritto al presidente della commissione statuto, che avevamo scritto a Salmè, avevamo detto: presidente del Varri, che vedi lui almeno lui che se pensi di rappresentare un po' l'idea di un civismo udinese che non te può raccontare tutte queste storielle e mettere il cappello della partecipazione. Questa non la è partecipazione e non la è neanche vera democrazia, perché le associazioni le è una roba privata, non la è una roba, le è una roba privata, non la è una roba pubblica. Non stiamo a confondere il pubblico col privato, non stiamo a confondere le associazioni con la democrazia di una cittadinanza, non stiamo a girare le robe così in maniera anche non, diciamo, culturalmente in maniera che non ne par propriamente onesta. Staremo a vedere cosa che viene fuori. Sappiamo già purtroppo che quando che si mette in testa e può fare quel che vuol, fa quel che vuol, no? Il punto è che i cittadini di Udine, ecco, avria un po' di avere un po' più di orgoglio dei cittadini, no? C'era già sta nella storia di Udine che un caporione che aveva tolto il diritto ai cittadini di votare in pratica e che aveva dato il diritto alle associazioni, no? Ecco, c'era un patriarca di Aquileia, Giovanni de Moravia, che dopo gli udinesi, diciamo, lo ha fatto fuori. Allora mi non dico adesso, per l'amor di Dio, non stiamo a capire male, no? Però diciamo che quegli udinesi insomma, non te che la contavi, gli udinesi di oggi. Speriamo bene, se vediamo.